Bene, buongiorno. Allora, un anno dopo sono tornato alla Collio Berda Gravel Experience, seconda edizione dell'evento organizzato dalla Best Project. Quest'anno è cambiato il punto di partenza, ho già ritirato il pacco gara, ho scaricato la bici e sono salito fino sul colle di Medea. Questo qui dietro le mie spalle è l'Arapacis e la partenza quest'anno si terrà qui dal piazzale. E poi praticamente scenderemo, andremo anche in Slovenia, faremo la ciclabile sull'Isonzo, il nuovo ponte di Salcano, per poi rientrare a Medea. Quest'anno farò il giro lungo, 105 km per circa 1000 metri di dislivello. Adesso aspettiamo gli altri, sono le 8, tra un quarto d'ora chi fa il giro lungo potrà iniziare a partire. Quindi quest'oggi ti porto nuovamente a fare un giretto zona Collio e Berda sloveno, però diverso dall'anno scorso. Allora, abbiamo coperto i primi 20 km, partenza subito single track infangato e sassoso. Quello che praticamente avevamo fatto l'anno scorso in salita è stata la prima discesa per far selezione. Poi attraverso strade bianche siamo arrivati a Cormons, da lì la subida con la prima salita importante di giornata e poi un bellissimo tratto per scendere nella zona di Plessiva, dietro il Quarin praticamente. Ora gireremo qua un po' di strade bianche e poi iniziamo a spostarci verso la Slovenia con la salita, quella più lunga probabilmente di giornata. Bene, siamo arrivati a quota 50, c'è stato il primo ristoro, abbiamo già fatto quasi 1000 metri di dislivello, quindi praticamente abbiamo fatto la maggior parte del dislivello nei primi 50 km. Adesso avremo ancora 50 km e per circa altri 300 metri di dislivello. Adesso andremo verso la salita del Monte Sabotino, ma invece di arrivare fino in cima al Sabotino gireremo prima per scendere lungo la ciclopedonale dell'Isonzo. Allora, salto temporale, c'era una discesa abbastanza ripida e quindi ho dovuto mettere via la camera per ovvie ragioni di sicurezza. E allora dicevo, abbiamo fatto il ristoro, ci voleva, insomma più che la fatica la fame iniziava a farsi un po' sentire. Abbiamo fatto parecchi saliscendi, strade molto belle, pezzi molto belli tra le vigne qui sul Collio e sul Berda, però sì, un po' faticoso. Fortunatamente non fa caldissimo, è un po' variabile, ci sono molte nuvolette che coprono il sole, quindi non siamo sempre sotto il sole. Poi spesso ci sono tratti come adesso un po' di sottobosco, quindi
si va bene, nonostante ci saranno un 27-28 gradi immagino. Ora si sta anche un po' annuvolando, sono un po' nuvole grigie. Nel pomeriggio purtroppo, come continua da un po', probabilmente arriverà qualche temporale. Noi speriamo però per le 1:30, 2 di essere già di nuovo oltre Gorizia, verso la pianura, per essere un po' più tranquilli. Ora abbiamo preso la strada che porta sul Sabotino, sulla quale noi devieremo verso la Valle dell'Isonzo. Ebbene, al chilometro 80 si è scatenato l'inferno. A poco dal secondo ristoro è partito il temporale. Adesso stiamo pedalando da un 10 minuti sotto il diluvio universale. Siamo ancora in traccia, però probabilmente adesso a breve taglieremo e torniamo a Medea per l'asfalto, anche perché già c'era fango e fare sterrati in queste condizioni è veramente assurdo. Ormai sopra ho messo un guscio che sta tenendo, ma dalla vita in giù, praticamente come se fossi dentro una piscina. Al secondo ristoro ho mangiato una banana così proprio sotto la pioggia, in velocità. Adesso siamo ripartiti e vediamo. Purtroppo non sembra che durerà poco, è tutto grigio, è pieno di temporali in giro e poi è molto nuvoloso, quindi anche se si dovesse, cioè non sembra che si riapra per avere un po' di sole. Quindi adesso i ragazzi qui che sono con me conoscono la strada, prenderemo una strada asfaltata e torniamo dritti a Medea. Purtroppo questo periodo quest'anno va così, ci sono un po' di temporali. Oggi sono arrivati un po' prima del solito. Bene, siamo rientrati a Medea. Qui la situazione è un po' meglio. Qua davanti a me c'è il finimondo sempre, ma almeno qui adesso solo pioviggina. Io mi sto facendo un breve giretto qui per Medea per asciugare un po' la bici e me, almeno un pelo, prima di cambiarmi, metter via e andare a mangiarmi la pasta e a bermi una birretta. Gran bel giro anche quest'anno, peccato per il diluvio che abbiamo preso. Avevo pedalato almeno 20 minuti buoni sotto pioggia costante, battente,
e anche un pezzo, che fulmine, anche un pezzo disterrato, infangato, la bici fa rumori strani, un macello, però è stato divertente. Allora adesso metto giù la roba, vado appunto a mangiare e a bere e poi dai, ci sentiamo dopo per la chiusura. Allora, esattamente come l'anno scorso ho lasciato la camera in macchina, quindi la conclusione la faccio qua. Il giro mi è piaciuto un sacco anche quest'anno, traccia molto bella, in alcuni tratti un po' tecnica, però niente di particolarmente difficile. Posti splendidi come al solito, sia a Collio Italiano che Berda Sloveno. In più abbiamo fatto un pezzo di ciclabile dell'Isonzo, anche quella molto bella, qualche strappetto al 10% che in ciclabile fa sempre piacere, però molto bello anche il nuovo ponte di Salcano, hanno sistemato davvero bene quella zona lì. E tra l'altro abbiamo girato nella zona di Salcano, nella zona di San Floriano, dove io non ero mai stato, e anche lì abbiamo fatto un paio di strade interessanti, quindi caricherò la traccia sul drive e la rendo condivisibile, per cui sotto in descrizione troverai la traccia se vuoi farla tutta o solo qualche pezzo per magari trarre ispirazione. Io devo ringraziare Maurizio della Best Project per avermi invitato al secondo evento, il secondo anno di questo evento, e dopo spero anche di rivedere lui, anche altre persone che ho conosciuto oggi, agli altri eventi del Friulity Quality Gravel, di cui ti lascio tutto sotto in descrizione, per cui sia per la traccia che per altri eventi gravel in Friuli sotto in descrizione troverai tutte le informazioni. Allora adesso vado a farmi benzina, vado a far gasolio in Slovenia, e io spero che questo video ti sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!